A chiusura Pontebba va ad attaccare Passione, anzi è Panther Pride lungo la corda, a largo Pontebba. In terza ruota c'è un cross che coinvolge diversi concorrenti, può sfilare Pallade che va a chiedere strada a Pontebba. Poi interviene immediatamente anche Peter Dieso, seguito nell'azione da Pirouet Starlight. 30,5 il quarto iniziale, è rimasta coinvolta nel cross anche Prestigia S, che però recupera ed è in coda al gruppo principale. 45,5 i 600, Pallade continua a buon ritmo, seguita da Pontebba, è costretto al largo Peter Diesolo, che si trascina Pirouet Starlight, e Pietro Diesolo chiude Prestigia S. 1,1 gli 800. Pallade non smette di tenere buona andatura, non rifiata, tutto d'un fiato, e completa il chilometro in 17,2. Si prepara Pietro Diesolo che sposta a centropista. Nel frattempo Peter raggiunge Pallade che viene larga, si allarga Pallade, entra Pontebba, Pietro in quarta ruota, in terza ruota Peter, continua Pietro Diesolo in terza ruota, ritorna al comando Pallade, Pallade avvicinata sia da Peter Diesolo che Pietro Diesolo. Battute conclusive con Pietro Diesolo che a centropista sembra prevalere ma si aggancia con Peter Diesolo. Poi lo scatto di Perfect Leader in linea e sul palo, perfettamente apparigliati. A largo Perfect Leader LF, lungo la corda Peter Diesolo, a centro c'è Pietro. Abbiamo bisogno di un'altra inquadratura. Adesso è quella giusta. Riusciremo a capire probabilmente proprio sul palo. È Perfect Leader LF a mettere il muso davanti a Peter Diesolo, vicino anche Pietro Diesolo. Quindi probabile affermazione del figlio di Indro Park e Fantastica Coff, che difende i colori della scuderia Murphy.